Buongiorno a tutti, stiamo navigando con Osmand sull'Escape, no Bruscolini? E oggi andiamo alla forcella di Lavardet. Ci vediamo lì e vi racconto un po'. Qua siamo nel Cadore. Che posti. Sella Ciampigotto. Non male come vista. Paesaggio merita sicuramente. Molto vento. Vabbè, veniamo qua a mangiare, non ho capito. Pensavamo che Osman ci avesse fatto sbagliare strada, invece eravamo giusti. Bar e ristorante. Però, visto la fame, abbiamo approfittato. Abbiamo appena mangiato, questa è la Malgarazzo. E adesso 6 minuti andiamo all'incrocio con la forcella e da lì poi vediamo da farci. Ok amore, batti le mani. Speriamo che non piova. Allora, la forcella, immaginatevi com'è la forcella della moto, al contrario, siamo nella parte più sotto. Queste sono montagne tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto e la strada che andiamo a fare è nel lato Veneto. Devo controllare la pressione delle gomme. 2,59 dietro, 2,31 davanti. Perfetto. Qui siamo all'inizio. L'unico punto dove si può dronare è superata la serie di tornanti, questi tornanti che vedete qui. Qui c'è un ponte. Tra qui e qui si può dronare su B-Flight, questo è l'unico punto dove si può dronare. Pronti con la nostra X? Via! Ecco, ci siamo già persi. La penso di qua. Cavallo, un cavallo, un pony o un lupo? Un po' sgarrupatella. Ecco qua si inizia a intravedere il ponte. È parecchio dissestata. Sì, ci sono anche i tornanti. Il zona Veneto, però non è questo il ponte che dobbiamo prendere noi. Devo andare più avanti. Guarda che bel ghiaione oggi.
Cadore. Vediamo di superare la Jeep, che purtroppo c'è un odore malsano. Grazie. Non per correre, ma solo perché l'odore di diesel non è proprio odore. Che vista. Un attimo, vediamo se ci passa. Sì, via. Amore, mi è venuta un'idea. Ah, c'è Ghiaia, mannaggia. Ciao Giulia, ciao. Aspetta, non vorrei incastrarmi mentre poi arrivano macchine. Faccio un altro giro, forse. Qua da stare molto attenti e tenere, vedete, la verticale. Con l'asse terrestre, non col terreno, se no si casca. Bene. Adesso prendiamo la bella. Monta pure, amore. Dai che poi facciamo video da laggiù. Pronto? Madame, aspetta pure.
Ah, l'hanno sistemato qua al guado. Qui c'era stata una frana ed era completamente coperta da quello che si vede in TV. Ecco. Qua non capisco se ci fa andare dall'altra parte del torrente o no. Ecco, in caso non andateci perché è la strada sbagliata, dopo vi tocca tornare indietro. Qua vi facciamo vedere per sfizio cosa succede. Oh. Mi ho sbagliato. Vediamo se riesco a girarmi qua. Aspetta che qua non si può sbagliare, Ok, sta pure tesoro. Ci ha fatto proprio prendere. Questo Osmand, non lo so, è un po' lento, forse sarà il telefono. Qua è abbastanza ripida la strada, non so se si percepisca. Rifacciamo il guado. Tornante con pendenza e sterrato. Molta pendenza. Guarda il colore dell'acqua. Ecco, qua è un punto in cui si può dronare dalla dove c'è la croce, da dove vedete la stella in poi. Sei pronta? Allora, speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettetevi pure un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.